Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha chiesto la collaborazione del noto medico Antonio Liotta per dare delle informazioni utili alla cittadinanza attraverso la realizzazione di un video pubblicato sui social per dare anche un contributo sociosanitario sull'epidemia in corso. Sentiamo i consigli del medico. Si può vincere la guerra contro il coronavirus? Penso proprio di sì, ma ci vuole naturalmente la collaborazione di ognuno di noi. Ognuno deve fare la sua parte e il sistema migliore, che ha carattere di prevenzione, si chiama isolamento. Ripeto, isolamento. Cosa significa? Il virus, per poter mettere in atto la sua capacità distruttiva, ha bisogno del corpo umano e quindi trasmissione da persona a persona. Se questo non avviene perché noi ce ne stiamo per conto proprio, evitando di avere contatti diretti con altre persone, in pratica abbiamo evitato il contagio. E questa è l'arma vera vincente contro il coronavirus. Quindi stare ognuno a casa propria, evitare di uscire e farlo soltanto per le strette improrogabili necessità. Questa è la sfida che ognuno di noi deve considerare propria e l'arma vincente che batterà il coronavirus. Altra questione, ma sempre collegata, l'uso delle mascherine. Soltanto se le mascherine sono di ottima qualità, possono bloccare il passaggio del virus, ma solo nel momento in cui noi siamo vicini. Non serve a niente tenere la mascherina tutto il giorno, come se noi dovessimo difenderci dall'aria inquinata. Il virus, dopo pochi secondi, quando c'è uno starnuto, un colpo di tosse, muore. E questo porta anche a dire che la normale pulizia delle strade e la disinfestazione che solitamente sempre viene fatta, quella è già sufficiente a poter pulire le strade e ad annullare eventuali altre situazioni di inquinamento, ma non certamente per pulire le strade dal virus, perché il virus muore subito dopo essere stato messo in aria. Quindi senso di responsabilità, capacità di ragionare, calma, e tutto questo porterà alla vittoria contro il coronavirus.